Grazie, buongiorno a tutti. Devo cominciare con i ringraziamenti, ovviamente, che non sono ringraziamenti solo di rito, ma sono ringraziamenti veramente sentiti agli organizzatori del Festival Costituzione, all'Associazione Festival e al suo presidente innanzitutto, nonché a chi ci ospita. Ringrazio per avermi chiesto di intervenire quest'oggi per parlare di un tema, quello del lavoro, delle donne e delle madri, che è un tema sicuramente a me molto caro perché ha costituito l'oggetto di moltissime delle mie ricerche, dei miei studi. È stato anche il primo tema che mi è stato affidato all'Università di Udine quando ho cominciato, e abbiamo fatto con l'Università di Udine, abbiamo partecipato a questo progetto finanziato e voluto fortemente dal nostro governo, per garantire proprio la promozione delle donne nelle cariche più alte, nelle cariche più elevate delle società e delle istituzioni. Poi ho avuto la fortuna di partecipare anche, e il piacere di partecipare anche a un progetto finanziato dalla Commissione Europea, nel quale ci siamo invece occupati del tema del differenziale salariale di genere. Quindi per me parlare di lavoro delle donne significa parlare di un tema veramente molto molto rilevante. E se però il titolo di questa edizione è Donne, lavoratrici, madri, come vedete il titolo che ho scelto per il mio intervento è un titolo un po' diverso, è un titolo plurale neutro. Non parlo di misure di supporto alla maternità per la conciliazione tra il lavoro e la famiglia. Ho scelto di parlare invece di misure per la conciliazione della genitorialità, per garantire un bilanciamento tra i lavori e le famiglie. Ho scelto questo titolo quasi per anticipare quelle che sono le conclusioni del mio intervento, e cioè per sottolineare che tutte le difficoltà, i problemi che le donne, soprattutto le mamme, incontrano nel mondo del lavoro, e vedremo che purtroppo sono ancora molti, sono ancora tanti, non sono un problema delle donne, sono un problema di tutti, sono un problema degli uomini e delle donne, sono un problema della nostra società. Perché questo? Perché nella nostra società il 50% della popolazione è rappresentato dalle donne. Parlare delle misure di conciliazione solo per loro, parlare delle politiche di genere come politiche a favore delle madri, non è del tutto corretto, perché se il 50% della popolazione si trova in una situazione di difficoltà, allora quella popolazione deve affrontare una situazione di difficoltà e deve risolverla. E io devo affrontare questo tema dal punto di vista della mia materia, io sono una giuslavorista, mi occupo di diritto del lavoro. Quando nel diritto del lavoro si incontrano il tema del lavoro e del lavoro delle donne e del lavoro delle madri, ma più in generale il tema del lavoro di chi è genitore, il punto di contatto, il nocciolo della questione è garantire la conciliazione. Ma la conciliazione tra che cosa? Quando sentiamo parlare di conciliazione, di necessità di conciliare, delle misure che devono essere adottate per garantire la conciliazione, che cosa dobbiamo conciliare? Dobbiamo conciliare da un lato l'esigenza di tutti noi di lavorare, e dall'altro l'esigenza e l'interesse di tutti noi a coltivare invece la nostra sfera personale, la nostra sfera familiare. E quindi per garantire una condizione di benessere alle persone, siano esse uomini o donne, ovviamente è indifferente, è necessario poter bilanciare, poter avere un'equa distribuzione del proprio tempo da dedicare tanto all'una quanto all'altra sfera. Quando parliamo di lavoro e quando parliamo di famiglia, parliamo di due valori, di due beni che sono fondamentali per ciascun individuo. Si usa spesso il termine inglese di work-life balance per intendere questa che noi chiamiamo conciliazione lavoro-famiglia, conciliazione vita-lavoro. Infatti, proprio in Gran Bretagna, per la prima volta negli anni 70, si è parlato del problema, del tema della conciliazione. Ma se in passato conciliare il lavoro e la famiglia sostanzialmente coincideva con la necessità di ridurre l'orario di lavoro, perché questo? Perché il lavoro veniva svolto all'interno di contesti produttivi, pensiamo al lavoro tradizionalmente svolto in fabbrica, e una volta
concluso il tempo del lavoro, una volta cessato il momento in cui si svolgeva l'attività lavorativa, rimaneva il tempo da dedicare alla vita personale, agli interessi, alla vita familiare. Questo non è più possibile. Pensate allo sviluppo della tecnologia. La tecnologia che cosa ha fatto? Ha creato, ha sfaldato, ha reso labili i confini spaziali e temporali tra il lavoro e la vita personale. Quanti di noi hanno un cellulare, hanno uno smartphone, hanno un computer portatile e lo utilizzano per ricevere o per mandare mail fuori dall'orario di lavoro, in un momento successivo, diverso rispetto all'orario di lavoro? Penso che sia un dato di comune esperienza per tutti noi. Questo fenomeno, che è stato chiamato sempre con un termine inglese di time porosity, di porosità del tempo, indica proprio questa contaminazione, questa compromissione degli spazi e dei tempi. E questo chiaramente rende sempre più difficile conciliare la vita privata, la vita familiare con la vita lavorativa. Questo quindi è un tema di grande attualità, la pandemia ce l'ha insegnato, la pandemia l'ha messo sotto gli occhi di tutti, anche sotto gli occhi di chi forse non l'aveva ancora visto prima. Lavorare da casa è diventata la normalità, è stata la nostra normalità per tanto tempo, studiare da casa è stata la vostra normalità per tanto tempo. Anche voi avete sperimentato la time porosity, cioè questa commistione continua che c'è tra le due sfere, privata, familiare, e quella lavorativa o dell'impegno allo studio. Eppure, nonostante questo sia un tema molto attuale, la conciliazione affonda le sue radici, come sempre, nel nostro testo costituzionale, che nonostante sia piuttosto anziano al momento, è sempre molto attuale. E infatti contemperare le esigenze del lavoro con quelle della vita personale ci porta, ed è un tema strettamente connesso con i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, il principio di uguaglianza, il principio delle pari opportunità, il principio della non discriminazione tra gli uomini e le donne. Nella sua Lectio Magistralis ieri la professoressa Pezzini ha spiegato con passione, brillantemente, l'articolo 37, il contenuto dell'articolo 37 della nostra Costituzione, che è chiaramente legato è un'esplicazione del principio di uguaglianza, ma che è la base giuridica proprio per la conciliazione. Che cosa ci dice l'articolo 37? Voglio rileggere o comunque fare riferimento di nuovo al suo contenuto. L'articolo 37 sancisce la parità di diritti, la parità di lavoro e la parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, ma subito dopo afferma che le condizioni di lavoro femminile devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Lo diceva ieri la professoressa, forse, o meglio, ai nostri occhi, alle nostre orecchie, questo linguaggio sembra obsoleto, sembra un po' datato. Parlare di essenziale funzione familiare della donna sembra quasi volerla relegare in un ruolo, relegare dentro le mura domestiche. In realtà, come ci diceva la professoressa ieri, l'articolo 37 è un articolo importantissimo, non solo perché attribuisce ancora una volta al lavoro un valore fondante. Nell'articolo 1 noi leggiamo che la nostra Repubblica Democratica è fondata sul lavoro. Il lavoro è importantissimo nella nostra Costituzione, nella nostra società. Ma in questo articolo si dice che il lavoro delle donne è un lavoro che deve essere garantito più degli altri, perché le donne hanno la possibilità di procreare, hanno la possibilità di essere madri, hanno la possibilità, il diritto-dovere, come ci dice l'articolo 4, di lavorare, ma siccome sono le uniche ad avere questa possibilità, la possibilità di procreare, quando lavorano devono essere garantite più degli altri. Al di là quindi di questo riferimento al testo costituzionale, alle norme dalle quali noi non possiamo prescindere, dalle quali chi si occupa del diritto non può mai prescindere, dicevo prima, il discorso della conciliazione, il tema della conciliazione del work-life balance è un tema che è diventato sempre più attuale, soprattutto negli ultimi tempi. E di questa attualità danno testimonianza in moltissimi studi che sono stati condotti durante la pandemia e dopo la pandemia, con i quali sono stati fatti dei sondaggi, delle ricerche, con cui è stato chiesto ai lavoratori e alle lavoratrici di esprimere la propria opinione circa l'importanza della conciliazione.
Da queste ricerche è emerso che per oltre il 70% degli intervistati la conciliazione è un elemento fondamentale. Nel momento in cui le persone cercano lavoro, nel momento in cui le persone scelgono un'azienda presso cui candidarsi, valutano, verificano se quell'azienda consente, dà la possibilità di avere un'equilibrata gestione del tempo del lavoro con il tempo della famiglia. Le persone non sono disposte, i lavoratori e le lavoratrici non sono disposte, giustamente, a scegliere. Non sono disposte a dare prevalenza al tempo del lavoro o al tempo della famiglia. Vogliono poter conciliare. Queste sono le aspirazioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Quello che capita nella realtà, quello che però percepiscono i lavoratori e le lavoratrici, è che non sono sufficientemente appagati. E a non essere appagati dalla loro condizione attuale, non sono tanto i lavoratori, quanto soprattutto le lavoratrici, e soprattutto quelle lavoratrici che sono mamme in particolare di figli piccoli, in età prescolare. Le donne sono quindi svantaggiate nel mondo del lavoro, non possiamo non dirlo. Ma dire che in Italia nel 2022 le donne, e soprattutto le mamme, sono svantaggiate è un'affermazione forte. È un'affermazione forte perché laddove diciamo che c'è uno svantaggio, diciamo che è sotto i nostri occhi una violazione del principio di uguaglianza, una violazione del principio di pari opportunità e che siamo tutti di fronte a una discriminazione che in qualche modo deve essere colmata. È un'affermazione forte che però si basa su dei dati. E allora se noi andiamo a guardare a quelle che sono le caratteristiche del lavoro delle donne, i dati del lavoro delle donne, ci rendiamo presto conto del perché questa affermazione tanto forte è invece attuale, giustificata, reale. Vi ho portato dei dati. Guardiamo la situazione dell'Italia nel contesto europeo prima di tutto. Ogni anno l'Istituto Europeo per la Parità di Genere stila una classifica, ci dà il cosiddetto Gender Equality Index, un indice sulla parità di genere. L'Italia, tra i 27 paesi dell'Unione Europea, si colloca al 14° posto. Non stiamo tanto bene. Non è un'ottima situazione la nostra. Cosa viene valutato per arrivare a questi parametri? Come potete vedere ci sono tante aree tematiche, tanti ambiti: soldi, salute, potere, tempo, conoscenza e lavoro. Ecco, è proprio nel lavoro che l'Italia è il fanalino di coda. L'Italia si colloca da sempre, da lungo tempo, all'ultimo posto nella classifica europea, soprattutto perché non garantisce un'adeguata partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Le donne in Italia non riescono neanche ad accedere al mondo del lavoro. Quando accedono si trovano in condizioni difficili, quindi non solo al momento dell'accesso, ma anche il momento in cui viene eseguita la prestazione lavorativa, il momento in cui si svolge il rapporto di lavoro, vede le donne italiane in una situazione di difficoltà. Partiamo dalla minore presenza femminile. Meno donne lavorano, meno donne hanno diritto ad una retribuzione, meno donne sono indipendenti e sono autonome. Tutti noi lavoriamo per guadagnare, per essere autonomi, per avere un'esistenza libera e dignitosa, come ci dice l'articolo 36 della Costituzione, per raggiungere quindi un livello adeguato di benessere. In questo, dobbiamo dirlo, il Covid ha giocato un ruolo fondamentale, perché la pandemia, la crisi pandemica, ha in generale indebolito il tessuto produttivo, ha influito negativamente sulle dinamiche dell'occupazione, ma le donne hanno risentito più degli uomini. I differenziali di genere che sono stati misurati mostrano che le donne hanno patito più degli uomini. Si parla, di nuovo con un termine inglese, non di recessione, ma di she-cession, la recessione al femminile, proprio per indicare questo fenomeno. Si sono quindi ampliati dei divari di genere che, come potete vedere da questa slide, da questo grafico, erano già divari importanti, tanto che l'Italia si colloca appunto all'ultimo posto. E vediamo allora perché l'Italia si colloca all'ultimo posto. Vediamo un po' di dati, vediamo quali sono gli indicatori fondamentali che ci fanno capire perché l'Italia è in una posizione così critica. Beh, in Italia nel 2021 abbiamo un basso tasso di occupazione, un tasso di occupazione bassissimo.
soltanto il 49% delle donne lavora. Che cosa significa? Che sul totale della popolazione italiana abbiamo un 67% di uomini che lavorano, un 49% di donne che lavorano, cioè una donna su due non lavora. La metà delle donne italiane non lavora. Guardiamo la inattività. Che cos'è la inattività? L'inattività è quella condizione in cui non si trovano le persone che hanno perso un lavoro, quelli sono i disoccupati, si trovano le persone che hanno perso un lavoro o non l'hanno mai avuto, ma che non lo stanno neanche più cercando. Ecco, se noi guardiamo questo dato, il 44% delle donne è inattivo e contro un 26% degli uomini. Se guardiamo alle motivazioni di questa inattività, i motivi familiari vengono al primo posto per il 33% delle donne, ma soltanto per il 2% degli uomini. Gli uomini scelgono di essere inattivi, le donne, almeno il 33% delle donne, si trova costretta ad essere inattiva. Il lavoro delle donne è un lavoro principalmente precario. Se guardiamo i dati sull'attivazione dei nuovi contratti, vediamo che nel 2021 siamo stati in un momento di ripresa, sono stati attivati nuovi contratti di lavoro rispetto a tutti quelli a tutti quei posti di lavoro che si erano persi durante il 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia. Ma ancora una volta, se guardiamo i dati di genere, troviamo dei differenziali impressionanti, perché non solo il numero dei contratti attivati dalle donne è inferiore, ma i loro contratti sono contratti fragili, sono contratti precari. Voi sapete che il contratto standard, quello che dà le maggiori garanzie di introiti economici, ma anche le maggiori garanzie legali, è il contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Ecco, in Italia le donne che lavorano che hanno potuto sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato sono state il 14% nel 2021. È pochissimo, vuol dire che tutte le altre lavorano a tempo determinato, lavorano con contratti stagionali o sottoscrivono contratti di somministrazione, sono lavori precari, hanno un tempo definito, hanno una retribuzione inferiore, danno delle prospettive di crescita, di carriera, di formazione inferiore. Inoltre, all'interno dei dati che ci dicono quante donne hanno cominciato a lavorare nel 2021, emerge un altro dato. La metà delle attivazioni dei lavori delle donne, dei contratti delle donne, è a tempo determinato, è a tempo part-time, a tempo ridotto. Le donne non lavorano a tempo pieno, ma a tempo ridotto. Allora è vero che il contratto part-time è un contratto comodo perché consente la flessibilità. Quindi per una madre è un contratto che ha degli aspetti molto positivi. Può dedicare una parte del proprio tempo al lavoro, una parte alla famiglia. Per l'azienda che assume una lavoratrice madre, questo è un contratto comodo, perché c'è una flessibilità organizzativa. La donna lavora meno tempo, per il resto posso attribuire le mansioni agli altri, ad altri lavoratori. Però c'è un aspetto negativo, c'è un però. Il contratto part-time ha una retribuzione parziale. Lavoro meno, guadagno meno. Il contratto part-time generalmente viene stipulato per svolgere mansioni di profilo più basso. Se un lavoratore è part-time, riceve la metà della formazione, sta la metà del tempo sul luogo di lavoro, ha meno possibilità di carriera. E soprattutto 6 donne su 10 non scelgono il part-time, ma sottoscrivono contratti a part-time involontari. Si parla di part-time involontario. La presenza dei figli, soprattutto quando sono giovani, induce le donne a ridurre il proprio orario di lavoro. Di contro, e questo è un dato che secondo me va veramente tenuto in considerazione, man mano che aumenta il numero dei figli, si riduce il numero dei lavoratori padri che stipulano contratti part-time. Quindi abbiamo un rapporto esattamente inverso. Che cosa significa? Come leggiamo questo dato? Più aumenta il numero dei figli, minore è lo spazio, minore è il tempo che le donne dedicano al lavoro, più aumenta il numero dei figli, maggiore è l'interesse del lavoratore a svolgere una prestazione a tempo pieno, a guadagnare di più. Abbiamo un dato esattamente invertito.
Quando i padri, e questo è un altro dato particolare, o gli uomini in generale scelgono il part-time, quindi hanno un lavoro subordinato part-time, tendenzialmente perché hanno un'altra occupazione, magari libero professionale. Quindi utilizzano il part-time per svolgere altre attività lavorative, per avere altre fonti di guadagno. La differenza salariale in Italia è enorme. Quello che viene chiamato, quello di cui sentite parlare, il gender pay gap o gender wage gap, la differenza nella retribuzione tra uomini e donne. Un'ora di lavoro di una donna viene pagato tendenzialmente il 5,6% in meno del lavoro di un uomo. Allora questo è un dato che va spiegato, voglio spiegarvelo un attimo, voglio spendere alcune parole su questo. Quando noi sentiamo questi dati roboanti, questi valori molto alti, dobbiamo considerare che questo dato viene raccolto facendo la media di tutte le ore lavorate e di tutte le retribuzioni, tanto degli uomini quanto delle donne. E poi si divide chiaramente per genere. Abbiamo un dato che viene definito non aggiustato. In Italia il dato non aggiustato è basso sostanzialmente, ci collochiamo al quinto posto in Europa. Quando andiamo ad aggiustare questo dato, e cosa voglio dire quando dico andiamo ad aggiustarlo? Introduciamo delle variabili, allora il gap diventa enorme. Passiamo dal 5 al 14%. Quali sono le variabili che vengono introdotte? L'equivalenza delle mansioni. Quando noi guardiamo l'equivalenza delle mansioni svolte tra uomini e donne, quando noi introduciamo il problema della posizione ricoperta all'interno di un'azienda, vediamo che le donne sono soltanto al 28% in una posizione apicale, ricoprono soltanto per un terzo le posizioni di manager. Si parla di soffitto di cristallo o di pavimento appiccicoso, per dire che le donne entrano nel mondo del lavoro ma poi restano lì, restano in basso, non riescono a salire più di tanto. Chiaramente il manager guadagna meno, guadagna molto di più, scusatemi, di quanto può guadagnare un operaio o un impiegato. Quindi quando introduciamo queste variabili, quando cominciamo a capire che le donne lavorano in modo precario, che le donne lavorano nella gerarchia, nella parte più bassa della gerarchia interna, una unità produttiva, quando capiamo che le donne lavorano tendenzialmente soltanto in alcuni settori, che sono poi quelli meno retribuiti, e su questo ci torno tra un attimo, capiamo bene perché il differenziale salariale aumenta molto. Un altro aspetto che è di grande rilievo è che le donne, le ragazze, scontano una sorta di peccato originario, cioè le donne tendono fin dal momento in cui scelgono i propri studi a collocarsi in alcune aree e non in altre. Quando parliamo della formazione STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, potete ben vedere quali sono le differenze tra i dati, qual è la differenza nella partecipazione tra gli uomini e le donne. Le donne iscritte alle facoltà STEM sono il 37% del totale, gli uomini sono il 63%. Questo che cosa comporta? Se non scelgo la facoltà di ingegneria, non sarò un ingegnere o un'ingegnera. Se non scelgo la facoltà di matematica, non lavorerò come matematica o matematico. Le donne si collocano soprattutto in alcune aree, che sono quelle delle lingue, della letteratura, da poco anche la giurisprudenza. Quindi si parla di segregazione che nasce al momento degli studi e che continua poi, chiaramente, nel momento in cui si lavora. E il CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ha utilizzato un'espressione che ho voluto riportare perché secondo me è emblematica, proprio per indicare la posizione delle donne nel mondo del lavoro. Ha utilizzato un termine che viene dalla logistica, che viene utilizzato per i pacchi, per le merci, che è last in, first out. Le donne sono le ultime ad entrare, ma sono le prime ad uscire dal mercato del lavoro. E allora, dati questi dati, non ci stupiamo se l'Italia si colloca in fondo alla classifica europea, nei livelli dell'occupazione femminile o dei divari di genere. Ma perché? Quali sono le cause? Beh, i fattori sono molti, alcuni li ho già accennati. Non posso non dire che, per esempio, la scelta del percorso formativo e poi lavorativo è condizionata principalmente da stereotipi. Non ci sono dati che dimostrino che una donna è più portata rispetto a un uomo per studiare scienze della formazione o infermieristica.
e invece ragioni per dire che soltanto gli uomini sono portati, come si suol dire, o hanno un'inclinazione particolare, naturale, a studiare ingegneria o matematica. Questo è uno stereotipo, siamo abituati così. Ma poi ci sono dei fenomeni che sono appunto quelli della segregazione professionale di cui vi parlavo prima, orizzontale perché le donne tendono a essere occupate, e il motivo appunto è il loro percorso formativo, nei settori in cui si guadagna meno, il settore delle pulizie, il settore della cura, il settore dei lavori domestici, l'insegnamento, il settore sanitario, ma soltanto quando si tratta di infermiere e non tanto di medici. E poi, come vi dicevo prima, questo soffitto di cristallo, questo pavimento appiccicoso. Tra tutti i fattori, però, il fattore che influisce più degli altri è proprio il problema della conciliazione. È proprio il problema della conciliazione. Perché quando le donne, e questi sono i dati, dedicano molto del loro tempo al lavoro di cura dei figli, cura degli anziani, cura dei parenti malati, cura dei soggetti che hanno disabilità, al lavoro domestico, stanno svolgendo un lavoro, ma questo lavoro non è retribuito. Quindi le donne dedicano molto del loro lavoro in attività per cui non sono pagate. Guardate i dati. Persone che si prendono cura dei figli in Italia, donne 34, quotidianamente peraltro, uomini 24, lavoro domestico, donne 81, uomini 20. Ma andiamo oltre. Ore dedicate al lavoro domestico prima dell'emergenza, vedete la colonnina blu riguarda il partner, quindi chi non è una donna lavoratrice. La colonna blu è altissima quando si parla di lavorare meno di un'ora al giorno, di dedicare meno di un'ora al giorno al lavoro domestico. La colonna diventa praticamente pari a zero quando si va verso 3 o 4 ore al giorno. Dall'altra parte vedete l'impegno nel lavoro domestico e di cura dei figli dopo la pandemia. Guardate quanto aumenta il lavoro di cura, quanto peso le donne portano per svolgere il lavoro domestico o di cura dei figli rispetto ai propri partner. E su questo la pandemia ha influito tantissimo, perché la pandemia ci ha costretti a stare a casa. La pandemia ci ha costretti a rinunciare in qualche modo alla parte della conciliazione che è quella del lavoro. Quando abbiamo lavorato in un contesto familiare. Abbiamo lavorato tutti assieme con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, con il nostro marito o nostra moglie. E qua sono un po' provocatoria. Quando siete stati tutti a casa durante il lockdown, probabilmente voi avete fatto la DAD nelle vostre camere. Se avete uno studio, chi lavorava nello studio? Forse il papà? E la mamma dove lavorava? La mamma tendenzialmente lavorava in cucina, giusto? Penso che sia esperienza un po' di tutti questa, quindi il tempo della vita e il tempo del lavoro è diventato un tutt'uno. Tant'è vero che si è parlato di un vero e proprio fallimento redistributivo del tempo di cura tra gli uomini e le donne durante la pandemia. E perché possiamo dire questo? Perché durante la pandemia le donne hanno lavorato in smart working, quindi lavoro agile da casa, da remoto, più degli uomini, perché così sono rimaste a casa a vedere dei bambini che erano in DAD, perché le donne hanno fruito di più dei congedi parentali, perché le donne hanno fruito di più del voucher babysitting, perché le donne nell'anno della pandemia, nel 2020, si sono dimesse molto più degli uomini. Non solo hanno lavorato di meno, lavorato di più da casa, ma addirittura hanno molto spesso lasciato il lavoro. Le dimissioni dei lavoratori che sono genitori sono state per il 77% delle donne e per il 22% degli uomini. È un dato, a mio avviso, veramente significativo.